Cerchiamo di capire quando le persone arrivano, ad esempio in Padova, che cosa succede e poi l'accoglienza all'interno delle comunità di accoglienza, appunto, un privato sociale presente sul territorio. Questi migranti hanno a disposizione un pocket money quotidiano di 2,50 € e per la prima volta dall'ingresso nella struttura hanno una scheda telefonica per poter appunto dialogare con i propri cari e congiunti. Naturalmente poi a loro viene riservata la possibilità di usufruire di 3 pasti al giorno, più ovviamente il ricambio del vestiario. La prima accoglienza termina quando viene adottata la decisione da parte della Commissione Status Rifugiati sulla richiesta che l'asilante ha fatto mettendo piede sul territorio italiano. A Padova la Commissione Status Rifugiati è stata istituita sostanzialmente alla fine di febbraio, la stessa cosa a Verona, quindi questo aumento del numero delle commissioni fa sì che il percorso di questa prima accoglienza sia più rapido. La commissione si compone da un componente della Prefettura di Padova, un componente della Questura di Padova, un altro del comune capoluogo di provincia, quindi in questo caso del comune di Padova, e dagli esperti dell'ACNUR. Una volta ottenuto lo status di rifugiato politico, il migrante ha titolo per rimanere sul territorio nazionale, quindi può esperire tutte quelle attività, quali in primis ovviamente quella lavorativa e quant'altro, quindi come si dice non ha più il sussidio dello Stato ma viaggia con le sue gambe. Se qualcuno rifiuta il riconoscimento da parte delle forze di polizia, questo migrante viene denunciato all'autorità giudiziaria, ma nel frattempo comunque rimane nel piano di prima accoglienza prefettizio. Poi deciderà l'autorità giudiziaria